Parliamo di questa iniziativa che la Libera Università Agrigentina Auser organizza in merito al settimanale agrigentino Scelta, un settimanale che fu edito qui ad Agrigento dal 74 al 77. Sì, la nostra associazione, la Libera Università Agrigentina Auser, è un'associazione che esiste da oltre 20 anni ad Agrigento e promuove attività di tipo culturale, di tipo solidale, di tipo assistenziale e anche di impegno civico. Oggi abbiamo il piacere veramente straordinario di proporre una conversazione con il dottor Luigi Ruoppolo per parlare di questo momento straordinario che è la pubblicazione di questo settimanale Scelta ad Agrigento. È un'atmosfera assolutamente particolare perché siamo, come dire, arrivano le indicazioni del Concilio Vaticano II, arrivano anche gli echi della teologia della liberazione in Sud America, arriva anche, come dire, l'azione di pensatori cattolici del momento, Teilhard de Chardin ed altri, per cui c'è questo straordinario impulso anzi esigenza di un rinnovamento pastorale, principalmente pastorale della Chiesa. E anche ad Agrigento avviene, come in tutto il mondo, avviene si manifesta questa esigenza. Sono momenti anche di grande contrasto perché da una parte l'allora vescovo, dall'altra e anche la curia, dall'altra queste esigenze portate avanti da sacerdoti oltre che da laici e che finiscono con eventi anche piuttosto forti come alcuni sacerdoti lasciano l'abito o vengono invitati, per modo di dire, dal vescovo a lasciare l'abito. E quindi però rimane questo straordinario momento, che è un momento di difficoltà, di contrasto, ma di grande rinnovamento, veramente. E esce questo periodico, questo settimanale, Scelta, che è in contrapposizione, che si pone accanto o contro l'Amico del Popolo, già allora organo ufficiale della curia. E oggi il dottore Ruoppolo, che di quei momenti è stato protagonista nel vero senso della parola, e oggi avremo anche altre persone che hanno vissuto quell'esperienza in maniera diretta e personale, il dottore Ruoppolo ci intratterrà da par suo per raccontarci quell'atmosfera e quegli eventi di allora. Dottor Luigi Ruoppolo, ecco, parliamo più specificatamente degli effetti che ha avuto questa scelta nel campo anche informativo agrigentino dell'epoca. È stato un momento esaltante, specialmente in quel periodo in cui la società viveva particolari momenti tanto nel suo mondo giovanile, ma così anche all'interno della Chiesa. Fu un'esperienza di autogestione, fu un'esperienza in cui abbiamo cercato di far veicolare una informazione dal basso, cercando di dar voce alle comunità di base, ai sindacati, a tutto ciò che si muoveva nella società, in qualche modo anche in termini anti-istituzionali. E furono 3 anni di grande impegno con grandissimo volontariato che ritengo hanno lasciato un segno non solo nella storia del giornalismo locale, ma diciamo più in generale nella storia della comunità agrigentina, della provincia e della Chiesa stessa. Vogliamo ricordare qualche collaboratore del giornale? Evidentemente c'erano
delle pagine culturali particolarmente intense. Parliamo del poeta Antonino Cremona, del critico d'arte Rosetta Romano, parliamo dello stesso che è ancora molto attivo Diego Romeo con le sue capacità di critica. Poi ci si muoveva evidentemente anche nel dare ospitalità a esponenti del mondo sindacale, del mondo politico, e poi il gruppo ecclesiale costituito da alcuni sacerdoti che mettevano al servizio della comunità attraverso questo giornale anche la loro scienza teologica, la loro scienza biblica, ed era quindi un modo per far veicolare una serie di contenuti allora abbastanza rivoluzionari per quel periodo.